Torna il campionato e torna in campo il CUS Palermo di coach Salvo Rizzo, che tra le mura amiche ospita il Bonifato Alcamo Futsal, una delle grandi sorprese di questa primissima parte di stagione, almeno per quanto riguarda il campionato. La squadra giallonera attacca da sinistra a destra con le immagini realizzate da Andrea Germanoide e subito la formazione di casa con Miranda ad attaccare, conclusione che si perde sul fondo. Insiste la formazione di casa con Miranda che riceve da Lucchese ancora sulla banda sinistra, prova a sterzare, conclusione di punta, Orlando si oppone. L'esperto portiere della formazione alcamese che ancora deve difendersi dal giro palla del CUS, ancora Miranda liberato al tiro col sinistro, pallone fuori. Altra palla gol non concretizzata dalla formazione di casa, che qui rischia qualcosina sull'attacco portato dal numero 29 della compagine ospite. Poi altra opportunità dalle retrovie, direttamente dal calcio d'angolo appena conquistato, e pallone che si perde sul fondo con i tentativi prima da parte di Landa e poi di Stabile, poi ancora il salvataggio con il pallone che si perde fuori, ma ancora l'attacco del CUS Palermo con Andrea Minnone, ancora in gol tra le mura amiche, l'ex prodotto delle giovanili del Villauria, che fa 1-0 in favore del CUS Palermo, sblocca la partita. Il baby laterale a disposizione di Rizzo, che qui va a recuperare un buon pallone, poi in qualche modo prova ad uscire senza successo il Bonifato. Allora Lucchese serve proprio Minnone, il quale colpisce in pieno Orlando, e sfera che si perde fuori. Ancora attacco vivo per il CUS con Lucchese, Orlando si distende sulla destra e respinge a mano aperta. Poi ancora attacco per il CUS che si sviluppa sul lato destro con Miranda che cambia banda, questa volta va con l'esterno, palla che si perde fuori dopo il salvataggio miracoloso da parte di Orlando, che poi non può nulla sulla deviazione vincente e sul gol del 2-0 realizzato da Comandatore, il quale si va poi a prendere l'abbraccio dei suoi compagni. La rete del 2-0 proprio prima della fine del primo tempo. Passiamo con le immagini alla ripresa con l'attacco intercettato del CUS Palermo. Allora si invola dall'altra parte ma non riesce a trovare il tapin vincente il Bonifato. Allora torna ad attaccare il CUS, non poteva non arrivare la firma del capitano, la firma di Alberto Miranda. Rete del 3-0 concretizzata dopo una splendida giocata con Baucina. Si diverte e diverte il CUS Palermo, che allunga nel parziale qui direttamente dal rinvio con le mani di Misuraka. La sfera arriva dall'altra parte, ancora Baucina che riesce a liberare il destro, lo fa partire, pallone sul fondo, poi tentativo direttamente sul calcio piazzato che viene però sprecato dal Bonifato con il tentativo di Butera. Allora dall'altra parte Lucchese scatena palla sul sinistro, incrocia troppo col suo mancino Vincenzo Lucchese, ma avrà opportunità di rifarsi. Qui dall'altra parte il tentativo di Miranda respinto dal portiere, torna ad attaccare dall'altra parte con Stabile il Bonifato che sfiora il gol dell'1-3, ma attenzione qui a Lucchese, si traveste da Alberto Tomba, salta il primo, semina gli altri avversari e poi va col sinistro, d'esterno, di punta, di forza, di precisione, di rabbia. Vincenzo Lucchese riesce a sbloccarsi anche tra le mura amiche dopo il gol segnato contro il 3M, il gol del 4-0 per la squadra giallonera, che allunga ulteriormente nel parziale e può concedersi un po' di accademia nei minuti finali. Qui ancora Minnone che attacca dall'altra parte, scambia ancora con Baucina, scambio ripetuto tra i due, alla fine Orlando ci mette una pezza mettendo in calcio d'angolo. Poi altra palla recuperata da Lucchese e da Baucina, sprinta il numero 9 mentre Lucchese forse subisce un fallo, Baucina va da solo, si presenta davanti ad Orlando, non riesce a chiudere la conclusione con anche l'accorrente Pagano sul secondo palo. Poi ancora attacco vivo per il CUS con Miranda che la porta avanti, Comandatore, serve proprio Pagano, il quale non riesce ad arrivare sul pallone. Poi dall'altra parte il salvataggio di Misuraka su Butera e su questa azione si conclude la partita. Vittoria convincente tra le mura amiche per il CUS Palermo, che batte il Bonifato Alcamo. Nulla ha potuto la squadra alcamese contro il ciclone giallonero e dunque nuovi 3 punti in casa per la squadra di Rizzo, che torna a correre. Da Sportisile è tutto, alla prossima!